Non vedente dalla nascita, ma profondamente dotato di tanti altri talenti e capacità, tra cui una sensibilità e intelligenza non comuni, Giacomo Zvaneglia, giovanissimo scrittore veneziano, originario del Lido di Venezia, è riuscito a pubblicare il suo primo libro, La profezia dei Mezzaluna, una storia fantasy completamente inventata dalla sua creatività. In questo racconto, Giacomo, ad esempio, descrive, pur non avendoli mai visti, i colori associandoli a un elemento, la luce, il verde, il colore dell'erba, dimostrando così che dove non arrivano gli occhi possono riuscirci ugualmente mente e cuore. Il libro parla di questo ragazzo di nome Aaron che è un non vedente dalla nascita che si ritroverà orfano per delle vicissitudini che sono accadute alla sua famiglia e assieme ad altri 4 giovani ragazzi dovrà sconfiggere le forze del male. Il libro è stato presentato con grande successo all'Hotel Panorama del Lido di Venezia e poi è arrivato al Salone del Libro di Torino, dove è diventato un esempio virtuoso nazionale. Il protagonista della storia, inventato Aaron, è l'alter ego di Giacomo. E più di un libro è l'invito ad entrare nel suo mondo che sa ben guardare, saldo e fiero, con il cuore oltre il buio. Un altro libro da scrivere? Sì, ho qualcosa in mente, sarà un po' complicato, però spero che possa stuzzicare la vostra curiosità. La specialità di Giacomo è che lui descrive dei mondi non avendo mai visto il nostro mondo. Lui solo lo interpreta e ha un'immaginazione incredibile.